Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, Antonino, a te la linea. Grazie cara Sveva, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1047 di oggi, martedì 30 di settembre dell'anno 2025, anno del Signore 2025. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue. In ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso, chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Coordinate 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure per le telefonate quando lo dirò io 02 9294 7222. Oggi è martedì, avremo alle 18:30 con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini per Scuola di Magia, si parlerà di Marche e ovviamente della flottiglia che ormai ha quasi 180 miglia marine, circa 360 chilometri dalle coste di Gaza. Stanotte le prime imbarcazioni potrebbero entrare in contatto con la Marina Militare israeliana e vedremo che cosa succederà. Israele ha detto che naturalmente si eviterà di fare ricorso alla forza per respingere questa flottiglia. Nel frattempo sono già le 18:20, saluto la cara Sveva e il caro Simone in plancia comando. Ragazzi, se siete pronti andate subito con il diritto al rovescio di Pierluigi Magnaschi. Lo sloveno Tadej Pogačar ha vinto in modo assolutamente clamoroso la gara del mondiale ciclistico su strada per il secondo anno consecutivo dopo il precedente successo di Zurigo.
Con questa corsa leggendaria Pogačar ha seppellito tutte le regole sinora in vigore per il mondiale: programmazione della corsa, uso dei gregari, pianificazione delle fughe e persino accordi sottobanco fra squadre apparentemente concorrenti. Pogačar in pratica ha ucciso questo primo mondiale di ciclismo in terra africana, dominando su tutto e su tutti, con una fuga di addirittura 104 km. Al suo scatto irresistibile hanno apparentemente resistito solo 2 suoi compagni di club. Il primo però si è spento subito, il secondo ha resistito 35 km prima di arrendersi travolto dal vomito per lo sforzo. Dietro un'ecatombe sono arrivati solo in 30 su 165 partenti. Benissimo, grazie come sempre al nostro Pierluigi Magnaschi. Mentre aspettiamo di entrare in contatto con il senatore Gianluca Cantalamessa, io vi voglio leggere questo comunicato congiunto che è stato emanato ieri dai ministri degli esteri di Arabia Saudita, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Pakistan, Turchia, Qatar, Egitto. I ministri degli esteri dei regni di Arabia Saudita, il Regno Hascemita di Giordania, gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica Islamica del Pakistan, della Turchia, lo Stato del Qatar e la Repubblica Araba d'Egitto apprezzano e danno il benvenuto alla leadership del presidente Donald J. Trump e i suoi sforzi sinceri per porre fine alla guerra a Gaza e esprimono la loro fiducia nella sua capacità di trovare una strada per la pace. Sottolineano l'importanza della partnership con gli Stati Uniti nel garantire la pace nella regione medio orientale. Accanto a queste linee di intervento, i ministri apprezzano l'annuncio da parte del presidente Trump che riguarda la sua proposta per por fine alla guerra, ricostruire Gaza, prevenire la dispersione del popolo palestinese e portare a una pace totale, così come anche il suo annuncio che non permetterà l'annessione della Cisgiordania. I ministri affermano la loro preparazione a impegnarsi positivamente e costruttivamente con l'America e le parti competenti per raggiungere l'accordo e assicurarne la sua applicazione in modo che garantisca pace, sicurezza, stabilità per i popoli della regione. In particolare, cosa vogliono? Vogliono lavorare insieme agli Stati Uniti per por fine alla guerra a Gaza con un accordo generale che assicuri la consegna senza limitazioni di aiuti umanitari a Gaza, nessuna dispersione dei palestinesi, il rilascio degli ostaggi, un meccanismo di sicurezza che garantisca la sicurezza di entrambe le parti, il pieno ritiro degli israeliani, la ricostruzione di Gaza e la creazione di una strada per una giusta pace sulla base della soluzione a 2 popoli e 2 stati, sotto la quale Gaza è pienamente integrata con la Cisgiordania in uno Stato palestinese, secondo la legge internazionale, come chiave per raggiungere la stabilità e sicurezza regionale e internazionale. E con questo Hamas ha finito di fare quello che vuole. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora do il bentornato al senatore Gianluca Cantalamessa, lo ringrazio del suo tempo. Siamo ben trovato. E allora abbiamo questo bellissimo provvedimento sulle PMI, questo emendamento. Ce ne parla un po', cosa si prevede? Sì, abbiamo questo provvedimento. Allora, mancava una legge sulle piccole e medie imprese in Italia da 14 anni. Noi stiamo varando, la prima legge sulle PMI, ma la rendiamo un po' come concorrenza, un po' come la legge di bilancio annuale, cioè ogni anno, per volontà di questo governo della Lega, ci sarà una legge sulle PMI in modo tale da poter tarare, calibrare di anno in anno le varie misure, perché quando parliamo di piccole e medie imprese sarà facile capire per chi ci segue da casa che parliamo del 90% delle aziende italiane, quindi dal settore dell'ortofrutta, il commercio, gli artigiani, le piccole e medie imprese che producono, beni o servizi, quindi veramente l'ossatura dell'Italia. È un provvedimento impegnativo perché abbiamo praticamente oggi iniziato a votare gli emendamenti in commissione, parliamo di 600-700 pagine solo gli emendamenti proposti.
quindi perché è un provvedimento omnibus però relativo alle piccole e medie imprese. Si va dal tema delle recensioni, pensiamo alle recensioni online, no? Quando compriamo qualcosa, qualche viaggio, qualche albergo, piuttosto che qualche ristorante, penso ai vari Booking, TripAdvisor e quant'altro, quelle recensioni. Che cosa possiamo fare per tutelare sia i ristoratori che i consumatori, perché spesso non sono veritiere e quindi siamo intervenuti in tal senso. C'è tutto il discorso dei confidi, che sono uno strumento finanziario creditizio fondamentale per le piccole e medie imprese. C'è tutto ci sono degli articoli che riguardano la moda e quindi considera anche la difesa dell'artigianato alta gamma. Un'altra parte della legge riguarda le reti di impresa per superare il problema dell'ipernanismo delle imprese italiane e quindi perché incentivare uno sviluppo di reti di impresa. Quindi veramente un progetto a tutto tondo e vogliamo che anno per anno così chiunque vada ad essere maggioranza, e lo sarà il centrodestra per tanti anni, visto come stiamo andando, avrà la possibilità di calibrare i vari punti. Aggiungo che nello specifico è passato un nostro emendamento per volontà della Lega sulla difesa dei marchi storici italiani, perché spesso in Italia diamo per scontato il tanto che abbiamo e guardiamo quel poco che non abbiamo. Questo non parlo da un punto di vista economico, ma parlo proprio come asset. Io penso che noi dovremmo essere molto più orgogliosi di quello che ci hanno passato i nostri genitori, i nostri nonni e il buon Dio. Sì, sono pienamente d'accordo. L'italiano però è sempre sterofilo, è sempre più bella l'erba del vicino, quando invece appunto abbiamo tanta bella roba prodotta da molto tempo da realtà che hanno un bagaglio di artigianato, di know-how, di conoscenza che veramente tutto il mondo ci invidia. Ma poi penso, senatore, anche alla difesa della qualità del Made in Italy da cose orrende tipo l'Italian sounding che c'è nel mondo con la finta mortadella chiamata Bologna o il parmesan, quindi bene così direi. Ma io su questo do dei numeri che sfuggono ai più per capire quanto siamo fortunati noi italiani. L'Italia ha oltre 50.000 specie animali commestibili, il secondo paese al mondo ne ha 23.000. Noi abbiamo 7.000 specie vegetali commestibili, il secondo paese al mondo ne ha 2.300 del Brasile, che è 4 volte l'Europa. Noi abbiamo 1.200 vitigni autoctoni, 1.200, il secondo paese al mondo è la Francia e ne ha 200, 6 volte meno rispetto a noi. Noi abbiamo 160 tipi di grano duro, 160, il secondo paese al mondo sono gli Stati Uniti e ne hanno 6. Questo per dare un po' le dimensioni della biodiversità che è il nostro paese, perché si trova in una situazione un po' più sopra dell'equatore, all'interno di un mare protetto che è il Mar Mediterraneo. Siamo un paese secco e lungo, gran parte vulcanico, ma ci incrociamo dove c'è una crosta terrestre che ci permette di essere di prendere i venti migliori. Questo fa sì che noi abbiamo una biodiversità e se aggiungiamo a questo quello che hanno fatto i nostri avi e che quindi abbiamo il 70% del patrimonio artistico culturale del mondo, poi mettiamo la capacità imprenditoriale nei vari settori, pensiamo all'auto, pensiamo alla moda, pensiamo all'arredamento, pensiamo all'aerospazio, eccetera. Fermiamoci, ragioniamo quello che dobbiamo fare, perché che poi i nostri figli se ne vogliono andare via dall'Italia, stiamo sbagliando noi qualcosa, perché abbiamo tutto, ma proprio tutto, per farli rendere più felici al mondo e più orgogliosi al mondo. Certamente, questa è la cosa più importante. Senatore, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Ma adesso finiamo con il PMI e cominciamo con il concorrenza, che è un altro provvedimento fondamentale che facciamo annuale per consentire l'aumento della concorrenza a favore dei cittadini, e immediatamente dopo abbiamo un altro provvedimento che è sul riordino degli incentivi alle imprese, perché sono oltre 1.000
le misure, i contributi ai quali possono attingere gli imprenditori, ma se aprissimo un sondaggio con gli imprenditori che ci seguono da casa e chiedessimo tu sai che puoi avere dei contributi per ingrandire il capannone, perché vuoi aprire un'altra linea di produzione, perché fai l'elettricista e vuoi comprarti un trapano e vuoi un aiuto dello Stato, non lo sanno perché ne sono così tante farraginose. Quindi posso dire anche lì un riordino degli incentivi. Ma perché tutto questo? Perché chi ha governato prima di noi, il centro-sinistra, riteneva che la ricchezza la dovesse produrre lo Stato e l'imprenditore era quel soggetto che evadeva, che non rispettava i lavoratori e quant'altro. Noi riteniamo che la ricchezza la debba produrre l'imprenditore e lo Stato non deve essere un nemico dell'imprenditore, ma deve aiutare l'imprenditore a fare il suo lavoro. E quindi questa differenza proprio di base fa sì che l'approccio sia diverso. E quindi questo è quello che faremo in Commissione Industria, Commercio e Artigianato di qui al prossimo mese e mezzo. Poi abbiamo tutto il lavoro che portiamo avanti sempre in Commissione Antimafia, e lì il tema chiaramente è un po' più delicato, ma va bene così. Lo Stato è più forte dell'antistato e ogni tanto dobbiamo ricordarlo all'antistato quando prova ad alzare la testa, come è successo a Caivano con Don Maurizio Patriciello qualche giorno fa. Infatti, solidarietà a Don Maurizio Patriciello, che se la merita tutta ed è un eroe. Senatore, grazie del suo tempo e al piacere di risentirci presto. Grazie a lei, un saluto a tutti quelli che ci seguono da casa e grazie, arrivederci. Grazie, pausa e poi The Fantastic Oceans, Moving Cruising del 1981 dal film Chi trova un amico trova un tesoro. Perché? E poi ve lo spiego col senatore Borghi. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annuo. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Antonino, a te la linea. Sì, la sigla, perché è il momento di Scuola di Magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. You consider me the young apprentice, caught between the silver and Charybdis, hypnotized by you if I should linger, staring at the ring around your finger. I have only come here seeking knowledge. Benissimo, andiamo pure. Allora, io voglio salutare, avete ascoltato prima i Fantastic Oceans Moving Cruising del 1981 dal film di Bud Spencer e Terence Hill, Chi trova un amico trova un tesoro. Sapete che in quel film Bud Spencer parte in barca per fare il giro del mondo sponsorizzato dalla marmellata Puffin, ma Terence Hill lo porterà su un'isola deserta a cercare un tesoro, eccetera, eccetera, eccetera. Non sappiamo se il co-conduttore di stasera sia un consumatore della marmellata Puffin, però io credo che di flottiglie se ne intenda. Buonasera senatore, ben trovato. Buonasera. Buonasera, no, adesso non so se mi intendo di flottiglie, però mi intendo abbastanza di film di Bud Spencer, perché erano diciamo così, erano il punto elevato delle aspettative cinematografiche quando ero bambino, mettiamola così. Quindi fra Altrimenti ci arrabbiamo, Trinità e così via, direi che e tutto sommato comunque adesso, se vogliamo dircela tutta, Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, no? E simili, ma guardate che non sono fatti male, no. Perché è vero che nascono come, diciamo così, satira forse dei film di Francesco Leone all'epoca, che sono dei capolavori assoluti del cinema, mi rendo conto. Ma diciamo per essere una satira ci sono delle scene che sono rimaste così tanto nella memoria di tutti, che quindi insomma evidentemente sono una garanzia che il prodotto era buono. Cioè, chi non si ricorda la scena della partita poker quando... Come no? Cioè, vorrei vedere un paio di mutande. Corri! Ha detto 10 secondi. Quando trova Wildcat nel saloon, no? E poi c'è Terence Hill che, utilizzando le mani di Tony Binarelli all'epoca, no? Grande prestigiatore, fa dei numeri da circo con le carte e vince poi dopo, vincendo anche tutto il duello successivo. Vabbè, comunque insomma dai, mi ha ricordato una cosa abbastanza bella del mio passato, e quindi ti ringrazio, perché per il resto insomma le cose sono abbastanza tristi, perché stiamo parlando appunto di momenti in cui dovremmo occuparci di cose serie, invece abbiamo la flottiglia, no? Che va a cercare rogne. Ora, tra l'altro siamo a 180 miglia e stanotte dovrebbero arrivare sulle 150 domani dalla costa di Gaza. La Marina Militare ha già detto che le fregate si allontaneranno e li lasceranno soli. La Turchia dice gli daremo soccorso umanitario. Io spero e prego semplicemente che non si facciano troppo male, ecco. Senatore, se mi posso permettere. Ma veramente, cioè, a parte
penso che queste barche saranno abbastanza leggere, perché sono a girellare per porti da un mese e qualcosa, no? Quindi chiunque è stato su una barcavela di quelle che sono state noleggiate per fare questa scampagnata sa che di spazio di carico non ce n'è, cioè non sono delle navi cargo, no? Sono delle barcavela da turismo. Sì, appunto. E sulla barcavela da turismo c'è, se va bene, lo spazio per mettere da mangiare per quelli che ci stanno, insomma, sulla barca. Essendo che girellano allegri per un mese, secondo me, come direbbero dei politici, si sono già mangiati tutto, no? Quindi è evidente che non porteranno neanche una girella, anche qualora dovessero arrivare a Gaza, no? Quindi l'unico intento è quello di far parlare di loro, e ci sono, direi, pienamente riusciti, quindi da questo lato hanno avuto tutta la pubblicità del caso, così come, insomma, abbiamo già visto tante iniziative del passato, no? Cioè ogni volta che c'era qualche ONG sparsa in giro nel Mediterraneo con Richard Gere nei pressi, no? E così via, ma cosa credete, che a Richard Gere interessasse salvare vite o cose di questo tipo? No, è tutta una questione di denaro, di pubblicità, come tutto sommato appariva in modo abbastanza chiaro anche nelle intercettazioni del mitico Casarini, no? Ve lo ricordate, questo simpatico soggetto che era dietro le varie ONG per diciamo aiutare gli scafisti nel loro mestiere. Poi dopo ci sono delle intercettazioni dove dice abbastanza chiaramente che in realtà, insomma, dei migranti si interessa molto poco, ma conta quello che rendono, insomma, e la lotta politica che con i migranti si vuol fare. Quindi l'intento di fare lotta politica con qualsiasi cosa, no, fornisca l'opportunità di farla, che siano i migranti o che siano Gaza, quello è pienamente riuscito. Meno è riuscito, diciamo, come obiettivo di trasformarlo poi in consenso elettorale, perché abbiamo visto che l'immaginifico Ricci, che era quello che sventolava la bandiera della Palestina, no, durante i comizi, e che quindi evidentemente che aveva detto che le Marche avrebbero riconosciuto la Palestina, dimostrando quindi ancora una volta ignoranza e strumentalità della sua candidatura, è stato sapientemente rimandato a casa. Quella che doveva essere l'Ohio d'Italia, quindi doveva essere la regione dove iniziava la riscossa e cose di questo tipo, ecco, non riscuote, abbiamo visto che non riscuote niente. E però direi che, caro Antonino, una riflessioncina su il mondo che non esiste, perché sai, è una magia anche l'illusionismo, no? Certo. Una riflessioncina sul mondo che non esiste, che i nostri media ci regalano ogni giorno, io la farei, perché direi. a un certo punto, a furia di sentirla, no? Così come ci avevano fatto credere che fino all'ultimo secondo, che poi non si capisce che cosa serve a dire balle fino all'ultimo secondo, cioè a un certo punto, chiuse le urne alle 3, arrivano gli exit poll, no? Così, poi dicono testa a testa, no? Ma cosa serve? Tanto prima o poi, cioè, alla fine si rivela, no? la bugia. Eppure niente, fino all'ultimo si mente, no? Fino all'ultimo si mente, in un mondo dove ti dicevano che Ricci era in vantaggio su Acquaroli nelle Marche, è lo stesso mondo dove ti dicono che tutta l'Italia non pensa altro che a sostenere la flottiglia, dove ti dicono che in realtà tutti sono stufi di questo governo e che pensano che la Schlein sia il miglior leader possibile per il futuro, no? E così via. Insomma,
non sono vere queste cose, eppure noi perdiamo del gran tempo a discuterci sopra. Cioè ogni giorno vediamo dei sondaggi che sono chiaramente inventati, su cui si passa del gran tempo a discettare dicendo: vedi, ecco questo sondaggio dice che effettivamente il Movimento 5 Stelle sta crescendo, no, perché Conte, questo sondaggio sta dicendo che il PD raddoppia, no, e così via. Ecco, non c'è. E con lo stesso modo, no, di questo non esserci è buona parte delle notizie, delle informazioni che ci vengono date, e che noi soltanto nel momento stesso in cui siamo oggettivamente informati per canali nostri, no, per canali diretti di informazione, ci rendiamo conto che non corrisponde alla verità. Ma purtroppo è così, e questo, devo dire, è una tara che ci portiamo dietro dai tempi immemorabili di Berlusconi. Perché? Sì. Mi spiace andare a spiegare le origini, ma d'altra parte vedete anche che quanto più è lontano, no, un problema, e quindi ha radici lontane, e tanto più è difficile da smontare, perché giustamente io mi immagino cosa pensa, no, qualcuno che in questo momento è a casa e ci ascolta e dice: siete al governo voi, la RAI è vostra, no? Tutto di questo tipo, che aspettate? No? Telemeloni, no? Telemeloni, che aspettate a fare dell'informazione corretta? No, purtroppo non funziona così, per un motivo abbastanza semplice, e forse è il caso di ricordarlo, perché sai, magari insomma ogni tanto la memoria diventa labile. Nel mondo pre-Canale 5, diciamo così, quindi pre-televisioni private di Berlusconi, funzionava così: c'era due reti che venivano, virgolette, controllate da partiti di governo, segnatamente Sì. Rai 1 andava alla DC e Rai 2 andava al PSI, come si chiama, Rai 3 veniva dato come contentino al Partito Comunista, no? Che tant'è vero che era stata ribattezzata la famosa Tele Kabul, no? Non so se Sì, uno sì. ricorda, insomma, Mitico di che parliamo. Curzi. Ecco, Curzi, quella roba lì, insomma, era tutta sta storia qua. Dopodiché, quando è arrivato Berlusconi, in realtà il meccanismo è stato abbastanza semplice, cioè, vale a dire, tu Berlusconi, che per caso, perché avrebbe potuto essere un imprenditore di qualsiasi altra cosa, cioè avrebbe potuto essere un imprenditore della pasta, invece era un operatore dell'informazione, e quindi in quanto possessore di 3 reti, ricordo che è stato più o meno fatto, no? Dicendo, tenuto presente che c'era una certa alternanza anche lì, una volta governava uno, una volta governava la sinistra, una volta governava Prodi, una volta governava Berlusconi, dicendo: ecco, facciamo così, non facciamo vendette sulle televisioni, voi mi lasciate le mie 3 televisioni, quindi non è che fate partire le famigerate leggi per fare l'antitrust, per dire che io non posso avere più di un canale, no, e così via, come si minacciava di fare. Io sulle mie 3 reti di politica ne faccio poca, no? E dall'altra parte la RAI ve la tenete voi. Il risultato cos'è stato? Che per tutto questo motivo sulla RAI praticamente imperversava il PD a tutti i livelli. Dall'altra parte, insomma, le televisioni di Berlusconi si dedicavano soprattutto al varietà, no? E non si occupavano più di tanto di politica. Dopodiché è arrivata la 7, e la 7 hanno cominciato invece a essere di super sinistra, no? Perché pensavano che così facendo si facessero più ascolti. Risultato: se io sono la Lega, mi ritrovo 3 reti ancora così tanto permeate della RAI, ancora così tanto permeate dalla sinistra, che ora che ci saranno i cambiamenti necessari campa a cavallo. Abbiamo i 3 canali di Mediaset che sono ancora generalisti, ma
diciamo, mi sembra che in molti casi l'input non sia, ecco, parlare tanto bene della Lega, ecco, no? Mettiamola così, perché c'è ovviamente un po' di competizione interna fra Forza Italia e la Lega, e poi c'è la 7, tale per cui ovviamente la Lega è il demonio. Risultato, uno accende la televisione e trova Lega vaffanculo, più o meno a reti unificate. Va benissimo, da una parte è una medaglia, però serve anche più o meno a capire com'è il livello dell'informazione, no? In Italia, e del perché si creano delle cose a reti unificate così stratificate e che ci vuole veramente così tanto tempo per provare a portare qualche tipo di cambiamento. È una lunga strada, si fa fatica. Fortunatamente ci sono i social, cioè per dire quello che penso scrivo su X, e siamo piccoli, poverelli, senza soldi, ma un po' ce la facciamo. Tra parentesi, scusa, Antonino, Prego. che ci sono. Ricordo che questo è il terzo anno dove la mia community, insomma quelli che mi seguono, farà il cosiddetto Fin Day, ed è domani, motivo per cui ci tengo a parlarne. Vale a dire, per 2 anni già, questo è il terzo, chi mi segue, chi sostiene le mie idee, chi pensa che quello che dico, quello che penso sia utile, partecipa simbolicamente al finanziamento della Lega in un giorno, in modo tale da farsi vedere. Cioè, vale a dire, io sto versando oggi il mio finanziamento della Lega per far capire che sostengo le idee di Claudio Borghi e di Alberto Bagnai, insomma le idee sovraniste, ecco, mettiamola così, che da tempo stiamo in una maniera o nell'altra cercando di portare avanti. E in passato sono state, insomma, le prime 2 edizioni hanno portato un ottimo ritorno. Nello specifico, per vedere le istruzioni di come si fa a fare, basta poco, bastano solito spicciolo, che può essere anche, ovviamente, in quanto versamento ai partiti è detraibile dalle tasse per il 26%. Basta andare o a vedere il mio post fissato su X, quindi su Twitter per intendersi, o all'ultimo mio post su Facebook. Ci sono le istruzioni per partecipare, c'è l'IBAN della Lega e così via, è la solita erogazione liberale che si fa a favore della Lega. L'unica cosa, diciamo, viene fatta in un giorno, e chiedo normalmente di mandare anche una mail quando si fa la piccola donazione, perché così facendo c'è sempre una piccola gara normalmente in questi anni fra chi vota, ma vincono tutti, cioè tutti ricevono qualcosina, e quindi la mail mi serve anche per riuscire a far mandare un piccolo ringraziamento, insomma, per questa cosa. Ci serve per combattere, diciamo così, forze preponderanti. Il fatto che anche in queste regionali, in una maniera o nell'altra, io me ne accorgo sul territorio, siamo determinati, siamo forti, ci siamo ripuliti, mi verrebbe da dire, anche nelle liste di tanti profittatori, perché adesso mi scoccia, mi piacerebbe fare dei nomi, ma chi è sul territorio lo sa di cosa parlo. Cioè, se guardo per esempio anche nelle Marche, buona parte dei voti che sono finiti anche a partiti di alleati è gente che abbiamo portato noi, gente che ha fatto l'assessore nominata da noi e che così, fulminati sulla via di Damasco, no, improvvisamente si passa dalla Lega a Forza Italia o simili, no, per dire che mi riconosco di più in questa storia di moderatismo, no, così di questo tipo, quando invece in realtà si sta parlando di meschinità, tipo perché mi danno il posto da come si chiama, da capolista, o simili. Ecco, io direi che
Adesso, per carità, è sempre meglio prendere più percentuali che meno, però direi che c'è in atto una pulizia interna da parte del partito di cui c'era sinceramente bisogno. Chi è stato con noi e chi sarà con noi nei periodi diciamo un pochettino più difficili è perché veramente ci crede. Perché Certo. veramente ci crede, al contrario di appunto soggetti che diventano leghisti quando il vento, non quello che spinge la flottiglia, ma quando il vento che gira sulle elezioni sembra che tiri dalla parte che gli fa più comodo. Infatti. Per cui io sinceramente sono stracontento dei consiglieri che sono stati eletti in questa tornata elettorale per la Lega. Ne segnalo uno, insomma, fra tanti, anche se faccio ovviamente gli auguri a tutti, ma lo segnalo perché invece tutti parlano delle Marche, ma ne segnalo uno dalla Valle d'Aosta, che è un territorio piccolino e quindi interessa meno persone, ma non alla Lega ovviamente, che sui territori piccoli e sulle valli e sulle montagne e così via ha costruito la sua storia, insomma, no? Sull'attenzione l'attenzione alla periferia, l'attenzione ai territori un pochettino più diciamo meno sotto i riflettori degli altri, ed è un amico che si chiama Manfrin che è stato eletto consigliere regionale, e lo segnalo perché è uno che innanzitutto è sempre stato vicino con noi, è uno che ha partecipato anche lui ai Fin Day degli altri anni, e lo segnalo perché è quello che ha ottenuto più preferenze di tutto il centrodestra all'interno della tornata elettorale appena passata in Valle d'Aosta, segno quindi che quando alla fine ci sono le persone con le idee giuste, con le motivazioni giuste, che non sono spinti da convenienza del momento, poi alla fine vedete che il lavoro ripaga. Questa è la cosa più importante. Le 18:58 minuti e 8 secondi qui su Radio Libertà. Ci fermiamo 10 secondi e poi torniamo per questa scuola di magia. Antonino Danna e il senatore Claudio Borghi Aquilini. A tra poco. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Rieccoci qua alle 18:38 minuti e 40 secondi. Antonino Danna al microfono con voi per Scuola di Magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini. Nel frattempo apriamo anche il telefono 0292947222 se avete voglia di interloquire, oppure 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che sono ampiamente benvenute. Ecco, ma in tutto questo, insomma, siamo in una situazione nella quale questo paese, bene o male, sta cercando di barcamenarsi, penso appunto alla questione flottiglia. Nel frattempo, invece, mentre in Italia pare che il mondo si stia fermando appresso a questa flottiglia, nel frattempo nel mondo succedono altre cose. Le altre cose sono, per esempio, il piano in 20 punti di Trump per la pace a Gaza, che viene accettato da molti paesi arabi, il che significa che peraltro scalzano Hamas, nemmeno lo prendono in considerazione per quanto riguarda il piano Trump. Hamas che, secondo un'indiscrezione della BBC, malgrado la mediazione dei qatarioti, potrebbe dire di no al piano di pace presentato da Trump, nel qual caso evidentemente Israele a questo punto finirà il lavoro sporco e poi vedremo che cosa succederà ancora. E in tutto questo siamo una società nella quale c'è sempre un problema di emergenza immigrazione, con tutto quello peraltro che comporta a livello di ordine pubblico, a livello di rischio terrorismo e così via, perché vi vorrei ricordare che io sto parlando con il senatore Borghi Aquilini, che voglio dire fa parte del Copasir, quindi certe cose ovviamente non potrà dirle, certe altre magari le può accennare. Ecco, in tutto questo noi come siamo messi, senatore?
Sì, citi giustamente Copasir, anche oggi ho fatto l'ennesima riunione nella famosa stanza delle pareti blu, ma da una parte devo ringraziare ovviamente il partito per avermi dato questa opportunità, insomma, che non capita a tutti. Dall'altra parte, cioè, venire bene anche a conoscenza di cosa sono tutti i rischi e tutti i pericoli a cui il nostro paese è esposto, insomma, è una cosa di cui forse faceva meno, ecco. Non so come dire, cioè, ci sono delle volte dove magari l'ignoranza fa vivere meglio. Dall'altra parte ovviamente controbilancia anche il sapere, e lo dico sempre, quanto bravi e quanto efficienti sono i nostri uomini della sicurezza nazionale, quindi i nostri agenti che in territorio italiano e in tutto il mondo, nell'ombra, senza che vengano saputi i loro nomi, se non, ahimè, quando succede qualcosa che non va, tipo la morte del povero Calipari, si spendono per la sicurezza di tutti noi, inclusi anche quelli che fanno cazzate, tipo per esempio i fenomeni della flottiglia, no? Ovviamente però arrivano fin dove possono arrivare, ecco, cioè, non è che è possibile fare miracoli, non è che è possibile che se ci sono dei soggetti che volontariamente si vanno a ficcare in uno scenario di guerra, non è un film dove poi arriva 007, no? E a nuoto rimorchia tutte le barche fuori dal pericolo, no? Dietro possenti bracciate, ecco, insomma. Però diciamo che quantomeno siamo informati e siamo molto consapevoli. Questa è una cosa su cui vorrei tranquillamente rassicurare tutti. Non è che le cose non sono sotto controllo, le cose sono sotto controllo. Abbiamo un'informazione che è di qualità assoluta, però le minacce sono tante. Le minacce sono tante e non tutte sono parabili. Però insomma verrebbe anche da dire come mai l'Italia è forse l'unico paese dove non c'è mai stato un grande attentato islamico, no? E così questo tipo. Beh, ovviamente parte della risposta è anche in questa grande capacità dei nostri servizi di saper intercettare le situazioni. È passata forse un po' sotto silenzio, ma insomma vorrei che fosse chiaro cosa è successo quando pochi giorni fa è stata smantellata quel gruppo di turchi che avevano delle armi e si pensava che avrebbero potuto utilizzarle prima di una grande ricorrenza religiosa, no, a Viterbo, con insomma, in presenza di un'enorme folla. Immaginate che cosa avrebbe potuto succedere se Dio non voglia, no, ci fosse effettivamente un piano criminoso avesse potuto attuarsi all'interno di situazioni dove magari ci sono decine di migliaia di persone calcate per le strade, no? E così via. Quindi insomma anche in quel caso lì non è una situazione casuale se prima che un eventuale crimine venga commesso, no? Si è riusciti ad arrivare a scoprire quello che si stava magari progettando. Insomma, sono cose che insomma forse noi qualche volta diamo per scontate, ma vi assicuro che scontate non sono. Il punto però su come risolverle rimane. E purtroppo questo sistema del cosa fare, no? E del come bloccare le persone è una cosa su cui in una maniera o nell'altra l'unico fino adesso che è riuscito a trovare una soluzione che fino adesso ha funzionato ha un nome e cognome ed è Matteo Salvini. Perché se noi andiamo a vedere la storia recente, l'unico anno
a 0 sbarchi, dico 0, poi in realtà insomma diciamo numero tollerabile di sbarchi, stiamo parlando di poche centinaia, l'unico anno diciamo così a sbarchi 0 di tutti gli anni recenti è quello in cui Matteo Salvini ha bloccato le navi. Certo però che è evidente che se quello che ha fatto gli è costato un processo che ancora sta andando avanti, perché forse noi ci dimentichiamo perché pensiamo che ci sia stata la soluzione e basta, ma non è così, perché ricordate che la Procura ha impugnato quella soluzione e ha fatto ricorso in Cassazione. Adesso vediamo che diamine dirà la Cassazione. Intanto però che, come in questo paese sempre avviene, no? Da una parte si fa il ricorso, controricorso e l'appello e la Cassazione, il risultato è che si rimane sulla graticola e non hai la certezza di quello che si può o che non si può fare, perché è evidente che fino a che questa questione non è definitivamente sistemata, nessuno mai si metterà a cercare di fare cose simili a quelle che ha fatto Matteo. Certo. Perché hai visto mai che poi alla fine in qualche maniera venisse fuori che no, la Cassazione invece conferma e dice che fermare una nave e non farla sbarcare è sequestro di persone, che uno dice ma aspetta un attimo, così poi dopo il prossimo che finisce dentro sono io, oltretutto con anche una diciamo una sentenza a confortare la cosa. Per cui non è semplice e il rapporto che c'è fra la politica e la magistratura è un discorso che abbiamo fatto tante volte e non è secondario, cioè il fatto di poter effettivamente attuare le politiche tale per cui noi ci siamo candidati e a cui noi dobbiamo rispondere ai cittadini che ci incontrano per strada. E questa è la cosa che a me fa impazzire, perché è evidente che io devo ai cittadini una spiegazione. Ai cittadini però tante volte la spiegazione che posso dare è sì, certo questo lo vorremmo fare, ma da una parte non si riesce a farlo perché quando noi diciamo di fare una cosa poi arriva qualche giudice e ci dice che non possiamo perché o è contro le regole dell'Unione Europea o è contro non so bene che cosa. E dall'altra parte invece oltretutto possono anche dirci che quello che stiamo facendo è addirittura un reato invece che un atto politico. Ecco. Per cui c'è una telefonata. Eccomi. Buonasera a Chi è tutti là? e due, Elisetta. Ciao, ben Allora, trovata. oggi stavo pensando, siamo tutti diventati kamikaze o stiamo giocando a un pericoloso effetto domino? Io dico questo. Non c'è più rispetto per la morte, l'aldilà sembra un traguardo pronto ad attendere milioni di innocenti. Perché non si può vivere tranquilli, ragazzi? D'altra parte, quale colpa hanno anche gli ebrei se in corso c'è un conflitto tra Hamas e il governo di Netanyahu che cerca di riportare a casa degli ostaggi forse già periti? La guerra è sempre una sconfitta, sosteneva Papa Francesco e ribadisce anche Paolo Leone XIV. Tuttavia bombardare, uccidere non serve a niente, solo a incrementare rancore. La storia secondo me non è più onorata né seguita in un processo di benevolenza. Tutto qua, vi saluto, buonasera. C'è un'altra telefonata, pronto chi è là? Pronto, sono io? Sì? Sono Lucia da Pogliano. Ben trovata. Buonasera Claudio, buonasera Antonino, buonasera a tutti e due. Prima di cominciare a dire qualcosa voglio fare i miei complimenti a Gianluca Cantalamessa che lo stimo molto. Allora, io vorrei parlare ancora di elezioni. Io sentendo la gente, il popolino, che non sa niente, non capisce niente, non vuole neanche informarsi, ha le sue idee e basta. Allora, finché il popolo pensa ancora che noi abbiamo rubato i 49 milioni, poi pensa, perché glielo fanno credere tutti, talk show dappertutto, che Salvini è matto a fare il ponte, che spende i soldi che invece dovrebbero essere spesi per la sanità e così. Poi
finché non sa neanche cos'è l'autonomia, che noi stiamo battagliando per questa benedetta autonomia, che i nostri compattuari invece aspettano. Adesso ho capito perché la Meloni non voleva farla passare prima, per non dare un assist alla Lega, così almeno prendeva più voti lei. A parte il fatto questo che ci sono tante persone che non vanno a votare, che potrebbero votare la Lega, magari ce l'hanno su con la Lega, a parte questo. E quando c'è stata Pontida hanno fatto vedere pochissimo, mentre invece il giorno prima, il sabato, alla convention di Tajani, tutto il giorno l'ha mandata in onda col Tajani, il pancione, bravo, buono. Allora, finché ci sono queste cose, non lo so come faremo noi. Dovremmo avere una televisione anche a noi. Cosa ne dice Claudio? Una serata. Beh, si diceva che Rai 2 fosse la TV in quota Lega, tra l'altro. Butto qui questa provocazione. Sì, guarda. Beh, ringrazio la signora Di Pogliano, che è un posto dove ho passato tanto tempo della mia vita, perché la famiglia di mia nonna era proprio di Pogliano Milanese, e io abitavo, diciamo, d'estate, quando mi teneva lì mia nonna, proprio davanti alle scuole, dove c'era la ferramenta e la cartoleria. Ecco, io ero proprio nella casa sopra la cartoleria, davanti alle scuole. E ha ragione, i mezzi di informazione dicono proprio quella cosa lì, cioè nel senso, Pontida non esiste. Se quella stessa Pontida l'avesse fatta un altro partito, sarebbe reti unificate, così via, la mostra muscolare del partito XY, no? E così via. Invece quando fanno la festa dell'unità sono in 12, per la maggior parte dei casi quasi solo gli organizzatori ad ascoltare, non so, Bersani che dice le sue cretinate, e improvvisamente, no, fanno con la telecamera che è messa in mezzo alle teste per far credere, no, che siano chissà quanto, e poi dopo ci arrivano le foto per far vedere che sono in 10 e in 15. No? A Pontida invece, no, 10.000 persone o più sul Pratone non esistono mai, e l'unica cosa che fanno, lo sapete, insomma, è girare ossessivamente da tutte le parti, cercando qualcuno che dica qualcosa di strano, cercando qualcuno magari vestito in modo curioso, no? E similari, per cercare di diffamarci, ma lo sappiamo, è così, cioè è inutile anche che ci arrabbiamo, per cui tanto vale rimboccarci le maniche, parte del Fin Day serve anche a quello. Noi cosa facciamo? Chi ci segue lo sa, i nostri interventi in un modo o nell'altro, ci sono alcune persone della community che in modo volontario li ritagliano negli spazietti minimi che ci vengono offerti fra un'urlata e l'altra, nei talk show, no, e similari, e quindi fanno un lavoretto di ritaglio in modo tale da cercare di togliere tutte le urlate, tutti gli insulti e così via, e cercare di mantenere esclusivamente le cose che diciamo noi, in modo tale da mettere chiaro cosa sono i messaggi che vogliamo trasferire, e le mettono poi su YouTube, le mettono sui canali dove dal punto di vista social li possiamo vedere. È l'unica cosa che possiamo fare, perché al momento se aspettiamo che ci diano la visibilità che hanno gli altri partiti, scordiamocelo. Però io sono convinto che avere la parte, essere dalla parte giusta, cioè vale a dire dalla parte delle idee giuste, sia una cosa alla fine che premia. Quindi io credo che l'unica cosa che dobbiamo fare, ed è motivo anche per cui io sono sempre qui a comunicare con voi, la cosa che conta sono le idee. Uno deve sapere perfettamente, in ogni momento, perché deve votare un partito rispetto a un altro. La Lega non è Forza Italia, la Lega non è Fratelli d'Italia, e ovviamente la Lega non è il Partito Democratico. Alla fine i voti hanno conseguenze. In certi casi, in passato, ci sono state delle cose che hanno confuso, perché per eccesso di, mi verrebbe da dire, o di sacrificio, di strategia e così via, sappiamo perfettamente, inutile andare a rievocare cosa è successo, è
passato l'abbiamo pagata, sono stati errori che non abbiamo la controprova di cosa sarebbe successo senza quelle mosse, però va bene, il messaggio da parte degli elettori è stato capito. Adesso siamo, direi, dalla parte giusta. Chi vota la Lega sa perfettamente che sta votando un partito eurocritico, un partito che vuole lottare contro il globalismo, che vuole riportare le decisioni vicino ai cittadini e non in qualche centro di potere lontano, che vuole abbassare le tasse e che vuole riportare la produzione in Italia e che pensa che l'autonomia sia un mezzo e un sistema di governo più efficiente rispetto al globalismo, tale per cui le regole, invece di essere gestite nel capoluogo della vostra regione, sono gestite in qualche capitale del nord, no? Che non sa neanche voi da che parte esistete. Basta. Tutto qui, insomma, semplice, che pensa che le tradizioni siano importanti e che pensa che siano la ricchezza del nostro paese e del futuro, e che pensa che l'immigrazione non sia una cosa inevitabile e a cui dobbiamo sottometterci, ma che sia un qualcosa che si possa decidere. Punto. Questa è la Lega e deve essere declinato anche in tutte le elezioni anche locali che vengono tenute. Tutto qui, cioè ci vuole un po' di ideologia. Io spero che questo tipo di ideologia, passate le sbornie del passato, dove appunto arrivava invece qualsiasi personaggio in cerca di fortuna, in cerca di autore, che diceva di essere leghista semplicemente perché pensava di prendere o di accaparrarsi qualche sedia grazie ai voti che portava Matteo Salvini. Una volta ripulito da quello, poi si costruisce e si arriverà ai risultati che ci meritiamo e che aspettiamo, perché è abbastanza evidente che il vento sta andando da quella parte. In Europa tutti i partiti che sono contro il globalismo, contro il più Europa, no? Contro la guerra come risoluzione del mondo, che sembra accarezzare la varia Ursula von der Leyen, vari Macron e così di questo tipo. Per forza il vento viene dalla nostra parte, perché i cittadini dell'Europa vogliono la pace, vogliono che essere lasciati liberi di poter decidere del loro destino, non vogliono che arrivino altri a rompere i coglioni a casa propria, vogliono la democrazia, con cose orribili che vediamo fino adesso nelle elezioni in certi paesi dell'est, dove vengono proibiti, si proibisce la partecipazione al voto di partiti, di gruppi di partiti, no? Perché non la pensano giusta. Ecco, noi siamo per più libertà e più possibilità di decidere del nostro destino. Così, molto semplice, tutti lo sanno e poi dopo ovviamente spetta a voi cittadini che votate. Il prossimo in canna è la Calabria. Sono convinto che si farà un risultato molto, molto importante e non vedo l'ora di arrivare a commentare anche quel voto. E questo è quello che io auspico fortemente, anche perché ho visto il comizio di Matteo Salvini nel corso della, diciamo, prima di andare in onda, ho visto la diretta ovviamente da Lamezia Terme. Matteo Salvini, tra l'altro, che ha avuto la cortesia, ha fatto bene, aggiungerei, di rintuzzare Don Ciotti, il quale ha detto che il ponte sullo Stretto sarebbe stato un ponte tra due cosche, frase francamente che trovo alquanto inelegante, e francamente io questi che vedono mafia dappertutto sono come quelli che vedono il diavolo dappertutto, peccano esattamente come quelli che dicono che né la mafia né il diavolo esistono, sono gli opposti estremismi del vedere il male. L'altra cosa, sì, ci auguriamo ovviamente una sonora vittoria del centrodestra, anche perché stamattina apprendo che Tridico non ha manco la residenza in Calabria, quindi non può nemmeno andare a votarsi al seggio. Sì, però vorrei capire, no, domando per un amico, ma uno che ha come slogan elettorale resta, torna, proviamoci, torna, che tu manco ti sei portato la residenza per quei 2 mesi di campagna elettorale, e che torno a fare io?
Vabbè, ma Tridico è una contraddizione evidente, cosa dobbiamo farci? Dai, era quello che quando era arrivato, ma è un bravo ragazzo per certi versi, però io non mi farei amministrare neanche il condominio da Tridico. Cioè, era uno che era arrivato in una trasmissione con me, mi ricordo, aveva detto le partite IVE. Cioè, perché per lui IVA al plurale, no? Beh, certo. Quindi insomma, vabbè dai, speriamo in bene, le nostre liste in Calabria mi dicono essere molto molto forti e mi piacerebbe anche qui insomma far vedere che stiamo andando dalla parte giusta, perché poi ricordiamo che questa è pur sempre legislatura in difesa. Se riusciamo ad arrivare davanti e a conquistarci anche la prossima, beh, cambia tutto, perché a quel punto ci eleggiamo anche il Presidente della Repubblica e insomma, inutile che vi dico cosa significa, cioè significa che a quel punto poi dipende davvero da noi, e se a quel punto poi si fallisce possiamo anche ritirarci, però non abbiamo ancora avuto la possibilità di provarci davvero, ecco, perché altri poteri sono molto molto forti, come avete visto, però se riusciamo stringendo i denti ad arrivare davanti anche per la prossima legislatura, io intravedo davvero la possibilità di farcela. Esatto, e questo è quello che mi auguro, perché la figura del Presidente della Repubblica mai come da Pertini in poi ha subito una mutazione genetica politica. Io questo ogni tanto lo dico in trasmissione, e oggi come oggi, addirittura a 14 anni di Presidenza della Repubblica, non è più un mandato, ma è una monarchia repubblicana, con tutto il rispetto, per carità, per il Presidente Mattarella, ma mi pare che 14 anni siano assai. Allora, se ne vuoi fare 14, permettiti, voto io, cittadino, decido io. Sì. Quindi. Grazie a tutti, vado dentro perché adesso fra un po' bisogna votare per il PNRR. Perfetto, allora, buon lavoro, grazie, a martedì prossimo. Grazie, ricordatevi il Pin Day, andate a vedere o sul il mio post fissato su X oppure sul mio ultimo post di Facebook, Claudio Borghi Aquilini. Perfetto, molto bene. Grazie, allora, ciao. grazie ancora di nuovo, buona serata. Noi invece continuiamo la trasmissione, il telefono resta aperto, 0292947222, ringrazio ancora una volta Claudio Borghi Aquilini per il suo intervento e per naturalmente il suo tempo. Sapete che ha chiesto, insomma, ha ottenuto di spostare l'orario proprio perché prima non poteva essere più in onda alle 9:30 del mattino. A me fa molto piacere averlo come co-conduttore al martedì, anzi di aver trasformato Scuola di Magia in una vera e propria enclave. Nel frattempo, siccome tutto è troppo bello per essere vero, la BBC ci dice, a proposito del piano di pace di Trump, ecco, c'è il collega Rashdi Abu Alouf, che è corrispondente da Gaza per la BBC, dice che un funzionario di alto livello di Hamas ha detto alla BBC che il gruppo molto probabilmente rifiuterà il piano di pace di Donald Trump per Gaza, dicendo che questo è asservito agli interessi israeliani e ignora quelli del popolo palestinese. Il funzionario dice che Hamas molto probabilmente non ha intenzione di deporre le armi e di cederle e praticamente di smilitarizzarsi, che è una condizione chiave per il piano di Trump. Hamas inoltre trova da ridire sul dispiegamento di una forza di stabilizzazione internazionale a Gaza, che vede come una nuova forma di occupazione. Vi vorrei ricordare che questa forza di stabilizzazione non è una forza americano-inglese, ma è una forza dove ci sarebbero i sauditi, i qatarioti, tutta questa gente qua, cioè arabi come loro, musulmani come loro. Il ministro degli esteri del Qatar ha detto che Hamas sta studiando la proposta della Casa Bianca in maniera responsabile. Uno dei più importanti funzionari palestinesi che conosce, insomma, che è implicato nei colloqui di Hamas, ha detto alla BBC che riguardano
la leadership del gruppo sia all'interno che all'esterno di Gaza. Il comandante militare del gruppo sul territorio, Ezzaldin al-Haddad, a quanto pare sarebbe determinato a combattere fino alla morte anziché accettare il piano che viene offerto da Trump. Invece le figure che si trovano al di fuori di Gaza, i vari funzionari o il gruppo dirigente al di fuori di Gaza che appartiene ad Hamas, di recente è stato messo da parte nei colloqui dal momento che non hanno alcun controllo diretto sugli ostaggi. Quindi questi sono pure divisi tra di loro e non sanno che pesci pigliare, o meglio, sta prevalendo l'ala oltranzista di Hamas, nel qual caso però, come sappiamo, Trump ha detto che Hamas ha 3, massimo 4 giorni per potersi pronunciare se accettare o rifiutare il piano. Dopodiché, se diranno di no, Israele avrà luce verde per spazzarli via dalla faccia della terra. Quindi siamo al punto e qui il momento in cui si decide, altro che flottiglia e discorsi vari, ragazzi. Qui stiamo parlando di realtà. 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete dire la vostra. Andiamo a dare adesso un'occhiatina al DN Kronos, vediamo che cosa ci dice la DN Kronos. Torniamo alle notizie italiane. Il delitto, oggi ne parlavamo con Laura Ravetto nel corso dell'altra metà della radio, la donna uccisa a colpi di pietra, marito fermato in provincia di Campobasso, secondo il TG1 un figlio è morto, l'altra è in fin di vita, signore e signori, praticamente una strage familiare. Andiamo a vedere che cosa dice l'ADN alle 19:27 e 35 secondi. Eccolo qui. È stato fermato dai carabinieri in provincia di Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie di 49 anni Elisabetta Polcino a Paupisi in provincia di Benevento. I 2 figli che erano in sua compagnia, uno è morto, l'altra è in fin di vita, scrivono i social del TG1. La vittima, da una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita più volte con una pietra dal marito mentre era a letto al culmine di una lite. Il delitto è avvenuto in contrada Frasso, dove sorge l'abitazione della coppia. A scoprire il corpo senza vita della donna questa mattina sono stati i familiari che hanno dato l'allarme. Nella casa al primo piano abita la madre dell'uomo, sarebbero state rinvenute numerose tracce di sangue. Inutili i soccorsi per la donna rinvenuta nel suo letto. Questo è l'aggiornamento che abbiamo in questo momento, le 19:28 e 30 secondi, sempre qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Per Zoom il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna con voi al microfono. Ancora al Masri, la giunta della Camera dice di no all'autorizzazione a procedere per Mantovano, Nordio e Piantedosi, quindi ormai la vicenda si avvia alla conclusione. La flottiglia e le IDF, le forze armate di Israele, documenti trovati a Gaza provano il legame con Hamas. Il generale Tricarico: non dobbiamo ignorare l'allarme di Israele. E se lo dice un quotato e serio militare come il generale Tricarico, francamente io mi passerei una manina sulla coscienza. L'annuncio: Enrica Bonaccorti alla malattia, mi è successa la stessa cosa di Eleonora Giorgi. Un forte abbraccio, ma veramente forte dal cuore per la Bonaccorti. Ancora, nemmeno €1 di IRPEF per un italiano su 2, così il peso delle tasse logora il ceto medio. E poi la Russia accusa l'Ucraina, la provocazione in Polonia per portare la NATO in guerra. I servizi di intelligenza estera SVR di Mosca preannunciano un'operazione che prenderebbe di mira delle infrastrutture in Polonia. Il tennis, Jasmine Paolini ai quarti di finale del torneo di Pechino, e poi Sinner concede un set ma vola in finale a Pechino, De Minaur ancora KO. E infine San Siro, il Consiglio Comunale approva la vendita dello stadio al Milan e all'Inter. Questo è quanto. Nelle Filippine un terremoto di magnitudo 6,9 scossa con epicentro a circa 11 km a est-sud-est della zona di Calapere. 19:30, andiamo in pausa
e ci sentiamo i The Marcels, Blue Moon del 1961. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dang dang dang, ding it on ding blue moon, blue moon. Dip 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 moon 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 blue moon. Dip 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 moon blue moon. Dip 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 bomb 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 dang dang dang, ding it on blue moon. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Dang dang dang, ding it on blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really did care for. And then this suddenly appeared before me, the only one my arms would ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had set to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Dang dang dang, ding it on ding blue. Dang dang dang, ding it on ding blue. Dang dang dang, ding it on ding blue moon. Antonino, di nuovo a te la linea. Eccellente, caro Simone, molto bene. Le 19:33 minuti e 6 secondi. Il telefono è sempre aperto, 0292947222. Se volete essere dei nostri, questi erano i Marcels con Blue Moon del 1961. Tra l'altro, al tempo in cui c'erano i Night, non so se qualcuno di voi si ricorda i Night, diciamo fino alla prima metà degli anni 70, va. Qualcuno dirà il derby. Il derby era un night, sì, però faceva anche il cabaret, mentre invece il night, e poi è diventato il tempio del cabaret, mentre invece il night era più solo buona musica e gente che andava insomma a tirare tardi, a far tardi le ore piccole, tipo per esempio il Nepenta, quanto socialismo. Ve lo ricordate il Nepenta a Milano, quella Milano da bere, socialista, dove si facevano affari anche a quei tavoli, bellissimo. Ecco, ma al di là di questi ricordi, The Blue Moon nei nightclub italiani, questo l'ha raccontato Gigi Proietti, pace all'anima sua, ogni tanto veniva suonata per dare il cambio alle orchestre. Quando un'orchestra finiva il turno, allora per avvisare che stava per arrivare l'altra orchestra o comunque l'altra compagine che avrebbe fatto il suo genere di musica, suonavano Blue Moon ed era la sigla finale con cui salutavano gli avventori dei nightclub. Poi negli anni 70 sono stati ampiamente superati dalle discoteche che hanno fatto la loro apparizione nel nostro paese sulla scia appunto di quello che succedeva negli Stati Uniti d'America. Sono quasi le 19:35 di questo martedì 30 di settembre, domani sarà già il 1° di ottobre. Domani torna con noi Antonio Zennaro, conto corrente, parleremo con lui di economia e di molte altre cose ancora. Tra l'altro lui sarà in diretta, quindi se vorrete potrete
telefonare e interagire con lui alle 18:35. Poi nella seconda parte di Zoom torna con noi il segretario generale della Wilca, Fulvio Furlani, il quale parlerà con noi del rinnovo del contratto dei bancari, le loro rivendicazioni e così via. Insomma, anche qui ci saranno delle cose molto interessanti per chi naturalmente vive allo sportello e ogni giorno cerca di rendere un servizio nelle banche e nelle casse di risparmio. Altra cosa che vi dico, domattina io avrò un colloquio con Fiammetta Martegani e Giordana Grego. Sapete che Fiammetta Martegani la conoscete tutti qui in radio, è una coraggiosa collega che vive e lavora da anni a Tel Aviv. Faremo un po' il punto della situazione. Poi lei ha lanciato un interessante podcast insieme a Giordana Grego, che è una pittrice ed è anche un'imprenditrice che lavora in Israele, anche lei cosmopolita e poliglotta. Insomma, sarà anche qui un interessante faccia a faccia che poi troverete giovedì a Zoom. Allora, bella gente, nel frattempo, se voi non volete telefonare, io vado avanti con le ultime notizie, se no 0292947222 se avete voglia di intervenire, e naturalmente ci andiamo a fare un giretto adesso dall'ADN Kronos, torniamo sull'ANSA, e nel tornare sull'ANSA, signore e signori, eccoci qua, ecco, alle 19:15 l'ANSA batte questa notizia e ve la voglio leggere. La Marina militare israeliana è pronta a entrare in azione contro la flottiglia. Gli attivisti saranno trasferiti su una grande nave militare. Quindi, come vedrete, li fermeranno, se li porteranno a terra, dopodiché li rispediranno in Italia, in Spagna o chissà dove, li metteranno sul primo aereo in partenza. Arrivederci e grazie. La Marina israeliana, scrive l'ANSA, si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 imbarcazioni della flottiglia che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. All'azione prende parte anche l'unità speciale Shayetet 13 per la presa delle navi. Lo riferiscono fonti militari alla TV pubblica Kan. La Marina prevede di trasferire gli attivisti su una grande nave militare e rimorchiare le imbarcazioni verso il porto di Ashdod, con la possibilità che alcune vengano affondate in mare. Israele non intende permettere alla flottiglia di entrare nelle acque della striscia di Gaza. Ecco, vedremo tra l'altro che cosa portano queste imbarcazioni a questo punto, perché naturalmente dovranno essere abbordate e saranno molto probabilmente ispezionate dalle forze di Israele, e vedremo un po' che cosa c'è. E naturalmente, certo, questo implica che se questa notte dovesse succedere qualcosa, domani evidentemente vedremo chi sciopererà e per che cosa, perché vi ricordo che ci sono dei sindacati in questo paese che hanno previsto e hanno preannunciato degli scioperi a sorpresa nel caso in cui la Sumud flottiglia venisse bloccata. Al grido: se bloccano la flottiglia allora bloccano tutto. Ecco, anche qui uno dovrebbe tacere, però sarebbe giusto anche, diciamo così, dirlo. Un sindacato dovrebbe giustificare la sua ragione d'essere e d'agire perché si occupa del lavoro. Questo dovrebbe essere il sindacato. Vedete, io sto leggendo, quest'estate l'ho passata a leggere la storia d'Italia di Montanelli e di Cervi, e in particolare adesso sto leggendo il volume del 46-48. E rifulge nella discussione la figura di Di Vittorio, che è stato questo bracciante lucano che è diventato poi il più grande leader sindacale del secondo dopoguerra. E a un certo punto Montanelli con Cervi raccontano questo particolare. Di Vittorio, che non era uno che aveva paura, costruì un rapporto con Costa, che era invece il presidente di Confindustria, Costa l'armatore. Quando i due dovevano discutere il rinnovo di un contratto o dovevano discutere una questione sindacale,
I due si davano appuntamento alla stazione di Bologna, dopodiché prendevano il vagone letto. Nel vagone letto passavano tutta la santa nottata a discutere. Quando il treno arrivava a Roma Termini, l'accordo c'era ed era fatto. A quel punto l'accordo veniva comunicato sulla base di qualche appunto alle varie parti, le quali parti si riunivano in un subisso di fumo di sigarette e però si alzavano dal tavolo con l'accordo che i due avevano discusso sul vagone letto. E quello era l'accordo. Ora provate a immaginare Landini che fa cose di questo genere. Secondo me, insomma, a me non riesce con tutta la buona volontà. Ma torno a ripetere, Di Vittorio lo faceva perché si doveva occupare del lavoro dei lavoratori italiani. E lo stesso Costa sapeva che era necessario occuparsi del lavoro degli italiani. Quando un sindacato, anziché occuparsi del lavoro di me, di te che mi stai ascoltando e magari sei un precario o sei una partita IVA, di te che il lavoro l'hai perso, di te che sei un esodato, di te che sei demansionato, di te che ti pagano 4 soldi e lavori come una bestia. Ecco, quando il sindacato, anziché occuparsi di tutta questa gente qua, preferisce dire se toccano la flottiglia allora blocchiamo l'Italia, e quindi domani tu che hai magari il tuo lavoro precario e devi prendere il treno, non avrai il treno per andare al lavoro e magari dovrai prendere la tua macchina che è €1 o €1, che sta su col filo di ferro, e però non puoi entrare a Milano. Perché? Perché il Comune di Milano nelle giornate di sciopero comunque mantiene in vigore l'area B e l'area C e nessuno dice niente. Ecco, tu come ti sentirai? Come ti sentirai? Andrai a casa e naturalmente immagino che dirai che le posizioni della flottiglia sono giuste, che le posizioni dei compagni vanno incoraggiate, eccetera, eccetera. Lo immagino sicuramente. Però per quel giorno tu non avrai lavorato, non avrai preso il treno, non sarai andato a fare il tuo dovere, tutto questo per quei 4 soldi che arrivano alla fine del mese. Ti pare giusto? Lo sto chiedendo a te. Lo sto chiedendo a te che sei carne e sangue di questo paese. Lasciamoli stare per un attimo i pensionati o gli impiegati. Loro, a differenza mia e tua, loro, bene o male, qualche certezza ce l'hanno. Ma le partite IVA, i liberi professionisti, perché non ci sono solo i precari, ci sono anche i liberi professionisti. Certe volte lavorano di più, certe volte lavorano di meno. Penso tanti di questi avvocati che devono pagare per esempio la cassa di previdenza, giovani avvocati che si devono pagare la cassa e magari allora c'è da prendere quel parafango, c'è da prendere quell'altra cosa, c'è da prendere anche quello che poi alla fine viene e ti dice vabbè, però soldi non ne ho, non ti pago, è inutile che mi fai l'ingiunzione. E però arriva il sindacato e ti dice caro professionista, cara partita IVA, caro precario, sai che c'è? Sciopero per Gaza. E intanto sono le 19:44. Questo è quello che io vi chiedo. Questo è quello che io vi chiedo. Cioè sostanzialmente vogliamo occuparci di cose concrete o vogliamo parlare di cose che comunque delle quali se ne deve occupare il governo e non i sindacati? E il governo, che riposa su una maggioranza che è stata votata dai cittadini italiani, agisce nel modo in cui agisce. Se non andrà bene questo modo di fare, alle prossime elezioni vorrà dire che si voterà un'altra maggioranza che darà fiducia a un altro esecutivo. Ma detto ciò, è il governo che fa la politica estera, non è il sindacato che la fa, non è la Sumud Flottiglia che lo fa. Anche perché, come abbiamo visto, ci sono troppe strane relazioni con un gruppo terroristico che risponde al nome di Hamas. Meditate, gente, meditate. Le 19:45, noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con Buonanotte Fiorellino del 1975 e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire.
Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Buonanotte amore mio, buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero. Il Gran Turco nei campi è maturo ed ho tanto bisogno di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza. Per sognarti devo averti vicino, e vicino non è ancora abbastanza. Ora un raggio di sole si è fermato proprio sopra il mio biglietto scaduto. Tra i tuoi fiocchi di neve, le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte monetina, buonanotte tra il mare e la pioggia. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Gli uccellini nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte, questa notte è per te. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.